Secondo appuntamento con le nostre ciaccole natalizie e oggi voglio aprire la seconda ciaccola con un detto: dopo la Madonna del Zelon, 18 giorni al Cavedon. La Madonna del Zelon è l'8 dicembre, quindi quella data che è appena passata. Quindi dall'8 dicembre ci sono 18 giorni al Natale, ma non si parla di Natale. Il Cavedon che cos'era? Il Cavedon era l'argine di piccoli fossati, di piccoli rivoli d'acqua. Vi dico questo perché sono andata a documentarmi riguardo a questo. Cavedon è una parola veneta che indica appunto questi argini, questi piccoli fossati. Ma perché 18 giorni al Cavedon? Perché dopo la festività dell'8 dicembre c'erano 18 giorni per recuperare i materiali per preparare in casa il nostro presepe. Quindi anch'io ho ricordi da bambina quando con mia mamma si individuava l'angolo di casa, si spostava qualche mobile e si iniziava ad andare fuori, e sempre parlo di territorio delle nostre campagne, si individuavano appunto i materiali che potevano servire per costruire il nostro presepe. Quindi si andava in angoli che erano considerati particolarmente umidi e con un coltello si tagliavano proprio dei piccoli tappetini di muschio. Si andava alla ricerca di pezzi di legno che dovevano essere non belli, torniti, levigati, ma dovevano essere, come diceva mia mamma, sbroccolosi, perché dovevano costruire l'assetto delle montagne. E poi si iniziava anche con la raccolta di materiali di casa, quindi con la carta stagnola che doveva servire a costruire il laghetto che c'era all'interno del nostro presepe, oppure con della vecchia farina che doveva essere utilizzata per fare le stradine che portavano alle montagne. Ma qualcuno di voi ha ricordi diversi? Come addobbavate le vostre case per il periodo di Natale? Vi invito sempre a dircelo e a scriverlo qui sotto. Per il momento io continuo nella ricerca dei miei materiali e vi aspetto alla prossima ciaccola. Ciao!